Arriva con la sua amministrazione in Veneto, nella Venezia, è stato italiano e ha adottato una politica di sfruttamento economico pesante sulla nostra terra, un sfruttamento che va avanti ancora senza sosta e che non domanda sacrifici continui. Insieme l'Italia ne ha cavato scientificamente con le scuole di Stato la nostra memoria storica, la nostra lingua, la nostra cultura, le nostre tradizioni. Ne si sta imposta una cultura artificiale, studiata a tavolin, che la doveva e deve essere uguale in tutta la penisola. Una cultura artificiale che doveva portare alla creazione, anche quella quindi artificiale, di una coscienza unitaria italiana. D'altronde, fatta l'Italia, i doveva fare gli italiani. Ma da qualche anno qualcosa si deve cambiare. I veneti si devono alzare la testa, le informazioni prima censurate, le si devono circolare, la gente si deve riappropriarsi della sua storia veneta, della sua memoria storica, di un popolo che si sta grande nel mondo, che ha costruito una civiltà unica, prospera, giusta, tollerante e ammirata in tutto il mondo. Un popolo che adesso si deve risvegliarsi da un sonno lungo, che si deve capire quanto grande che sta in passato e quanto grande che può tornare in futuro. Siamo venuti a manifestare tutti insieme, destra e sinistra, operai, famiglie, imprenditori, giovani e vecchi, uniti da un ideale sempre più forte e da una coscienza che si deve rinascere. La coscienza che siamo un popolo e come popolo abbiamo dei diritti civili da far valere. È il diritto a tutelare la nostra cultura, è il diritto a parlare la nostra lingua, è il diritto a essere rispettati dalle istituzioni e dai mass media. La nostra cultura non si riuscì a cancellarla, la nostra storia è viva, serento degli altri, e è un modello positivo per il presente e per il futuro. Arriva il momento di un cambio culturale e sociale. Un po' siamo qua e manifestiamo per dire che volemo il rispetto per la nostra identità nazionale. Un po' siamo qua e manifestiamo per dire che volemo il rispetto per la nostra cultura, che volemo valorizzarla, che volemo decidere gli altri veneti sul grado di presenza della nostra cultura nelle scuole e nella società. Un po' siamo qua per lanciare un messaggio forte alla classe politica veneta. È un nostro diritto insegnare la nostra lingua alle nuove generazioni, vederla insegnare nelle scuole, poterla ascoltare in televisione, in radio o leggerla sui giornali. Non possiamo più sopportare di vedere i nostri rappresentanti politici fermi, insensibili davanti alle richieste democratiche che arrivano dal nostro territorio. Non siamo qua per domandare un po', siamo qua per pretendere che i nostri diritti civili siano rispettati. La nostra lingua veneta va riconosciuta, questo è un nostro diritto civile. La nostra lingua veneta la merita di essere insegnata alle nuove generazioni a scuola, questo è un nostro diritto civile. La nostra lingua fa parte della nostra anima. Non volerla riconoscere vuol dire non voler riconoscere i veneti, non vuol dire riconoscere il nostro popolo,
che esistiamo gli altri. Vuol dire negare la nostra storia, vuol dire calpestare la nostra anima. Da qua parte un messaggio forte a tutta la classe politica veneta e non solo. 1. Volemo che la nostra lingua sia riconosciuta dal Parlamento a fianco di altre lingue già riconosciute e tutelate. Il furlan, ladin, tedesco, sloveno, occitan, francese, franco-provenzale, albanese, greco, sardo, catalan e croato. 2. Volemo che i nostri figli e le nuove generazioni venete le abbiano la possibilità di imparare la sua storia, la sua cultura e la sua lingua a scuola. I politici non potranno più girare la testa da quest'altra parte, che c'è un popolo sempre più organizzato, con un'identità sempre più forte, che adesso pretende, non domanda ma pretende finalmente che sia ridà in Dio la sua dignità. I veneti esiste e vuole continuare a esistere e avremo un futuro di prosperità e di dignità se sapremo di nuovo imparare dalla nostra plurimillenaria cultura. Basta razzismo contro i veneti, basta censura della storia veneta a scuola, basta umiliazione. Sì al riconoscimento completo della lingua veneta, sì a un'Europa dei popoli, coi veneti da loro protagonisti. Siamo una nazione con una lingua e una identità. Pretendiamo adesso quello che ne aspetta e lo pretendiamo tutti insieme. Viva i Veneti e viva San Marco! Viva San Marco!